Buonasera, siamo qui a Udine, manifestazione spontanea, non so indetta da chi, non si sa il perché sono la rivendicazione di diritti che sono aggrediti come mai nella storia, diritti individuali, collettivi, addirittura corporei. Signori, c'è la folla. Comizi improvvisati, ma va bene così, signori. Ciao. Finalmente. Finalmente, signori. Finalmente. Finalmente, bravi. Finalmente vi vediamo. Bravi, finalmente. Finalmente, signori. Finalmente. Contiamo più di 1 migliaio di persone. Ciao. Tanti li conosciamo, un anno di battaglia e tanti non li abbiamo mai visti finora, ma finalmente ci sono. Finalmente ci sono. Finalmente ci sono. Non so chi parli, non mi interessa chi parla, mi interessa questi applausi, mi interessa questa gente. Viva la Costituzione! Bravo, viva la Costituzione, questi cittadini si riconoscono nella nostra Carta Costituzionale. Finalmente, signori. Ciao. Ciao ragazze. Signori, non vedevamo Udine così dalla qualificazione in Champions League, credo. Finalmente, cazzo, finalmente. 14 mesi da soli. Non ci sono parchi, non c'è impianto di amplificazione, non ci sono partiti, non ci sono organizzazioni. Qui c'è il popolo, signori. Le persone comuni. Proviamo a sentire cosa dice questo signore che si è improvvisato. E trovi un certo ministro della sanità, premio Nobel, Montagnier, che cercano di far Un riferimento al nostro premio Nobel di riferimento, Luc Montagnier. Tanta gente collegata. Chi lo sa come mai? Sentiamo questo signore che si prenderà lui la denuncia al posto mio stavolta. Ce la prendiamo tutti, signora. Posso inquadrarla? Va bene, grande. Fantastica, signora. C'è gente a Udine da 15 mesi che lotta in solitudine e siamo tanto felici di vedervi tutti quanti. Tutta Italia, lo sappiamo tutto. Che folla, ragazzi, che folla Udine. Non sanno più dove tenere le persone. È bellissimo. Sto urlando, non posso arrabbiare, ma chiaramente per farvi sentire perché non c'è microfono. Ma io non è che ce l'ho né coi Sivac né coi Novax, perché io pongo delle domande e vorrei avere delle risposte. Non siamo allo stadio che io faccio il tipo udinese. È la nostra vita, cavolo! È la nostra vita.
Signori, hanno tirato la corda e la corda si è spezzata perché tutta Italia è in piazza, signori. Sono 3 giorni che l'Italia è in piazza, 3 giorni. Staremo in piazza d'oltranza. Sempre più gente. Tanti li conosciamo, qualcuno fa parte del nostro gruppo. Ciao. Oh, quanta sofferenza per vedere 2000 persone in piazza, finalmente questa è la vittoria, ci mettiamo in vacanza da oggi in poi perché questa gente deve stare in piazza. Basta tirare la caretta, andate avanti. La denuncia la prende lui, però avevamo un palco, potevamo... No, peccato perché non ci sia, no? Una voce. Beh, però no, c'è la gente, che è la cosa più importante. No, però ci sta una... Quando facciamo le manifestazioni per cantarcela tra di noi. Libertà! 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 E a questo popolo si dovranno piegare, si dovranno piegare. Grande soddisfazione, enorme, mi viene da piangere, guarda. Allora, sì. Cos'è così, Burioni, fuori dai cedoni. No Green Pass! 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 Signori, questa è la città da 100.000 abitanti. Ditemi quante persone ci sono qua e ditemi quante persone riusciranno ad obbligare a fare sta terapia genica sperimentale, le cave da laboratorio. No, non queste persone. Ciao. Finalmente, dopo 14 mesi di lotta ci sente qui. Noi ci vediamo ogni giorno di arriva. Giovedì io al parco, come quanti siamo, ormai da un anno. Guarda, ci vedo tutti i miei. Il gruppo si chiama Costituzione e Nazione, il comitato spontaneo. Abbiamo organizzato tutto quello che si è mosso negli ultimi 14 mesi, vedere 2000 persone in piazza, dopo aver fatto in 40 violazioni di coprifuoco, di tutto. È una grande soddisfazione, veramente. Guarda, tutta gente lì. Ma lo sapevo. Io ho fatto girare. No, io no, perché sennò mi avrebbero denunciato. Ho detto solo non l'abbiamo organizzato noi, ognuno faccia quel che vuole. In Italia oggi c'è. Lo so. Capisci che un picco palino qualsiasi ha invitato ad andare in 40 piazze e la gente ha risposto. Perché la gente... Cagato fuori dal parco, io ho 2 figli. Siamo in diretta. Ho 2 figlie, io sì, sono preoccupata, non posso mandarle a scuola. No, vabbè, è arrivata la solita del